e vi do i soliti riferimenti, che sono sempre quello del portale Piave, dove da domani, nella giornata di domani, caricheremo le presentazioni che avete visto quest'oggi e poi a poco tempo tecnico di acquisirle anche le riprese video di questa giornata. Ricordo che nel portale Piave c'è anche una sezione che può essere utile per approcciare la consultazione, cioè quella serie di videoclip che presentano le misure a livello originale, diciamo, del regolamento, questo per avere bene in considerazione i confini all'interno del quale Regione Veneto si è mossa per poter concretizzare le schede misura, insomma, no? E qui trovate questi videoclip che potete anche utilizzare in caso di incontri pubblici, incontri con i vostri associati, eccetera. Mentre nella pagina della consultazione troverete, questo penso da lunedì, sicuramente non prima, le schede misura, cioè per ogni misura un documento al cui interno poi trovate i singoli dettagli degli interventi, quelli che vi sono stati illustrati sinteticamente quest'oggi. Andando poi invece nella pagina della consultazione, e qui ovviamente adesso mi rivolgo specificatamente al tavolo del partenariato, quindi ai soggetti che hanno già partecipato alle precedenti fasi di consultazione o comunque sono inseriti nell'elenco del partenariato, la possibilità di esprimere un'osservazione sui documenti delle schede misura. Ritroverete quindi la solita videata con, in questo caso, la fase 3 attivata, la possibilità di osservare gli interventi e per focalizzare meglio l'efficacia delle osservazioni si è deciso di attivare le osservazioni su 4 aspetti di ciascun intervento e poi le vedremo meglio in dettaglio. Ovviamente con la possibilità di documentarsi prima, come vi dicevo prima. La parte che vi ho descritto adesso è comunque pubblica a tutti quelli che accedono a questo sito, invece chi farà la login con il suo account lo schema di password e di login potrà entrare, selezionare la misura, selezionare la sottomisura e quindi l'intervento sul quale vorrà fare un'osservazione. Come dicevo, per ciascun intervento sarà possibile esprimere una breve osservazione, possibilmente motivata, su spese ammissibili, condizioni di ammissibilità, principi e criteri di selezione, importi e aliquote di sostegno, perché sono ritenuti essere i 4 elementi più significativi, più caratterizzanti il singolo intervento. I partner che inseriscono i dati lo potranno inserire nell'arco di un arco temporale che andrà presumibilmente dalla giornata di lunedì prossimo fino al 5 di maggio. Questo compatibilmente ovviamente ai tempi tecnici di attivazione che stanno partendo proprio in queste ore, tra oggi e domani, quindi capirete che potrebbero esserci anche la possibilità di qualche slittamento di ore, giorno. Però insomma questo è il nostro impegno nella giornata di lunedì di attivare la possibilità di inserire i dati. Ogni partner potrà entrare quando vuole all'interno di questa sezione, fare le osservazioni su tutti gli interventi che vorrà, su uno o più dei campi di ciascun intervento che vorrà. Ogni volta che inserirà un testo
questo viene automaticamente salvato e eventualmente può sostituire un testo precedentemente inserito. Quindi viene salvato sempre l'ultimo testo inserito. Una volta che il partner ha inserito e dato l'invio, segnalo che il commento, l'osservazione appare sia nella parte pubblica, quindi tutti gli agricoltori, tutti gli interessati che entrano nella parte pubblica dell'area di consultazione possono leggere i commenti dei diversi le osservazioni dei diversi partner, così come ogni singolo partner potrà trovare nell'area di inserimento della sua osservazione subito sotto il riferimento di eventuali altre osservazioni poste da altri partner, in modo che quindi la partecipazione possa essere sempre più motivata. Queste sono le informazioni di sintesi, insomma, essenziali. Ovviamente troverete nel sito anche istruzioni di dettaglio che potrete leggere poi ogni qualvolta entrerete a fare le vostre osservazioni.